truppe sovietiche liberarono i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz. Molte in Veneto le cerimonie di commemorazione per non dimenticare. E allora cominciamo questo nostro viaggio nella memoria partendo dal ghetto di Venezia. Un salmo in ebraico biblico, poi una preghiera. Davanti al monumento al campo del ghetto a Venezia, che ricorda i deportati nei campi di concentramento, la cerimonia per il giorno della memoria. Il presidente della comunità ebraica veneziana, Amos Luzzatto, afferma: la memoria va bene, ma serve un impegno nel presente e per il futuro. Un futuro dove la varietà e la differenza fra culture, tradizioni, lingue, colore della pelle, eccetera, serva come una varietà che arricchisce e non come un motivo di conflittualità e di gara al massacro. Alla cerimonia il presidente della regione Luca Zaia, che si lanci un attacco alla rivista tedesca Der Spiegel per un articolo sull'incidente della nave al Giglio dove critica con asprezza gli italiani. Nella giornata della memoria, che è comunque riconosciuta a livello internazionale, non è possibile che si leggano frasi come queste su un giornale tedesco. Oltre a dire che noi siamo dei codardi, dice anche che non siamo una razza. Se la qualità di una comunità viene fuori semplicemente da essere razza, c'è da preoccuparsi. Questa è un'occasione per fare cultura e educazione tra i giovani, afferma il vicepresidente del Consiglio regionale. Non solo di riflettere, ma di capire come gli uomini e le donne siano tutti uguali. Non esistono neanche nel Veneto i primi, i secondi e i terzi. Esistono persone uguali di qualsiasi razza, di qualsiasi religione e di qualsiasi colore. Questo è l'insegnamento che dobbiamo dare ai giovani. Cerimonie anche a Verona, in piazza Bra.